Quanto dura? Quanto dura? Quanto tempo abbiamo? Allora, il tempo massimo sono 45 minuti, io consiglierei però per una conferenza stampa e soprattutto una presentazione efficace una mezz'oretta. Si vede? Poi non si può dire mai di no. È iniziata la diretta? Siamo in diretta? Bene. Buongiorno a tutti. Verde. Buongiorno a tutti, davvero e benvenuti qui a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. Vi porto i saluti di tutto il Consiglio regionale del Veneto, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, del Presidente della Regione Alberto Stefani. Saluto anch'io tutti e ringrazio per la presenza di tutti coloro che sono qui oggi e che hanno aderito a questa iniziativa. E devo dire che devo ringraziare anche chi ci sta seguendo nei canali social in diretta e naturalmente ringrazio e do il benvenuto all'autrice Giulia Bovassi e al moderatore David Mazzarelli. Grazie davvero per l'opportunità che ci avete consentito oggi di avervi qui presenti nella sede più rappresentativa della Regione Veneto. Come Presidente della Sesta Commissione Consiliare della Regione Veneto, che tra le sue deleghe annovera cultura, istruzione e tanto altro ancora, ma devo dire che ho sentito e sento il dovere e il piacere di ospitare qui oggi questa presentazione, una conferenza stampa, ma soprattutto una presentazione di questo libro, di questa opera. Il Consiglio regionale non è solo un luogo di legiferazione, ma deve essere sempre con maggior forza anche un presidio di approfondimento culturale sui temi che cambieranno il volto del nostro Paese, del nostro Veneto e sicuramente della società nostra intera. Il libro che presentiamo oggi, Attrazione digitale, tocca un nervo scoperto della nostra contemporaneità. Spesso parliamo di intelligenza artificiale solo in termini di efficientamento economico, di algoritmi, di competitività industriale. Tuttavia, Giulia Bovassi ci costringe a fare un passo di lato e guardare oggi il lato oscuro dell'intelligenza artificiale, ovvero le implicazioni antropologiche ed etiche, e ci interroga su un punto fondamentale, che è questo: fino a che punto la tecnologia sta smettendo di essere uno strumento per diventare una dimensione che ridefinisce l'essere umano. È questo l'interrogativo, e per chi siede come noi nelle sedi istituzionali e come istituzioni queste sono riflessioni astratte, ma la velocità del progresso, del progresso tecnologico corre molto più forte della nostra capacità normativa di regolarlo e di guidarlo. Come istituzioni ci interroghiamo su come le nuove generazioni stiano metabolizzando questa attrazione digitale. Siamo sempre più consapevoli del rischio transumano, ovvero di una fusione tra uomo e macchina che perda di vista la dignità, la fragilità umana, ed è certamente un tema politico nel senso più alto del termine. Dobbiamo garantire l'innovazione, ma soprattutto che l'innovazione sia sempre a servizio dell'uomo e mai viceversa. Come Presidente della Sesta Commissione ho sentito e sento questo tema affrontato da Giulia Bovassi, si innesta perfettamente nel solco del lavoro che stiamo tracciando da alcuni mesi, e proprio nelle scorse settimane ho convocato e poi avuto l'onore di presiedere come Presidente della Sesta Commissione consigliare una seduta congiunta con la quinta commissione che si occupa di sanità e la quarta commissione che si occupa di sicurezza, dedicata interamente al tema del disagio giovanile. In quell'occasione abbiamo ascoltato per un'intera mattinata le voci delle consulte provinciali studentesche, dell'ufficio scolastico regionale, degli atenei, degli esperti, di dirigenti regionali, ed è emerso un quadro chiaro: il malessere delle nostre giovani generazioni, i nostri giovani, è spesso profondamente
intrecciato con la dimensione digitale, con l'alienazione tecnologica e con la perdita dei confini antropologici. Concludo quindi nel davvero ringraziare Giulia Bovassi per aver portato questa analisi lucida e coraggiosa tra queste mura di Palazzo Ferrofini. Lascio quindi la parola a David Mazzarelli, che ringrazio per condurre quella che sarà un'intervista all'autrice importantissima, e la sua storia e la sua fama insomma lo precede e noi siamo davvero fortunati di averlo qui. Certo che tutti gli spunti che oggi emergeranno saranno preziosi non solo per noi presenti in questa presentazione, ma sicuramente per tutta la cittadinanza che ci segue, e soprattutto spunti anche per noi nell'attività legislativa che ci attende. Buon lavoro a tutti e buon ascolto a tutti. A voi adesso il lavoro della presentazione. Grazie. Grazie ancora della presentazione, e entriamo. Grazie Giulia, insomma, di avermi coinvolto in questa bella mattinata. Allora, il libro di Giulia, secondo me, è assolutamente fondamentale in questo periodo storico per inquadrare un settore in cui c'è molta ignoranza. Io lo dico da addetto ai lavori del mondo tech e della comunicazione. C'è molta ignoranza sull'intelligenza artificiale, c'è molta ignoranza anche in Italia soprattutto. Tra l'altro è uno dei paesi d'Europa, nel mondo, in cui si usa meno l'intelligenza artificiale, si usa peggio. L'intelligenza artificiale in questo momento viene considerata solo l'idea del chatbot a cui scrivere le cose, e ChatGPT o gli altri a cui si risponde ai nostri dubbi. Di fatto quindi ci sono data center che costano miliardi nel mondo per rispondere a domande sciocche a volte, per fare immagini sciocche, quindi per molti è solo un divertimento, come erano i social media magari all'inizio. In realtà c'è molto di più, e di fatto le applicazioni dell'intelligenza artificiale non sono soltanto nelle chat, no? Ma sono a 360 gradi. Pensiamo a settori come il settore medico o altri a cui sta per avere un vero tsunami di rivoluzione grazie all'intelligenza artificiale. Giulia, in questo libro, che è veramente molto interessante, va in profondità in questo argomento, al di là, diciamo, di tutte le superficialità che si possono dire nei media, e parla anche del lato oscuro di questo dell'intelligenza artificiale. E quindi la prima domanda è: Giulia, qual è il lato oscuro dell'intelligenza artificiale? Bene, grazie, buongiorno a tutti, e di nuovo i miei ringraziamenti più sentiti, in particolare al consigliere Enoch Soranzo per l'invito e la possibilità, anche proprio alla luce del crescente interesse sulla tematica, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale e trasversale, perché questo è un interesse che nasce e si sta coltivando sempre più a livello istituzionale, ma non solo. Interessa le famiglie, interessa la sanità, interessa l'educazione, interessa tutte le strutture sociali, diciamo così, nelle quali siamo inserite, che chiaramente determinano e definiscono la nostra società. Quindi creare degli spazi di ascolto e approfondimento io penso che sia fondamentale per crescere reciprocamente e riuscire anche a orientare nel migliore dei modi la direzione non solo di noi stessi, il rapporto alle tecnologie, ma delle tecnologie stesse. Allora, il lato oscuro, perché intanto appunto vorrei un po' definire perché ho pensato di dedicarmi al lato oscuro, perché molto spesso noi, e in generale anche i nostri ragazzi, pensiamo alle prospettive legate all'orientamento nel loro futuro formativo e poi professionale, eccetera. Viene dato uno scenario che è uno scenario in cui l'offerta, oltre a essere vastissima, è anche essenzialmente un'offerta solamente dettata da quasi un'iper tecnofilia, no? Alcuni dicono un tecno-ottimismo in eccesso, cioè è vero che la tecnologia porta enormi benefici, ma proprio perché tutti parlano solo dei benefici, allora io ho detto, qualcuno che parli dei rischi, insomma, ci vuole. E dal punto di vista sia etico che antropologico, che è poi la linea, diciamo così, del testo, io ho iniziato a pormi delle domande. Cioè, queste tecnologie nascono per dare a noi maggiore libertà. L'idea è quella di dire: posto che l'uomo è libero, facciamo che riusciamo, attraverso il nostro ingegno e i nostri mezzi, ad alimentare, ad accrescere le sue possibilità, le sue potenzialità e le sue libertà. Però proprio in questo intento, all'interno di questo intento, si insinuano degli aspetti che sono degli aspetti molto più, che si stanno rivelando molto più profondi e molto più inquietanti, perché queste tecnologie non sono delle tecnologie come quelle a cui noi siamo sempre stati abituati. L'intelligenza artificiale non è paragonabile al microfono che io sto utilizzando o a qualsiasi altro prodotto
dell'uomo, ma è un tipo di prodotto che in ambito, diciamo così, tecnico si definisce socio-trasformativo. Significa che non solo è la più grande invenzione del nostro secolo, ma è un'invenzione che ha come presupposto e ha come obiettivo quello di avere un impatto sulla società determinante, e determinante nel senso trasformativo, cioè ridisegnare l'assetto sociale. Ed è questo il punto di maggiore interesse che unisce tutte le strutture e le sovrastrutture sociali, non ultime quelle istituzionali, perché nel momento in cui noi ci ritroviamo a dover pensare ad una governance di queste tecnologie, dobbiamo per forza tenere in considerazione il fatto che queste tecnologie hanno come obiettivo quello di ridefinire chi siamo, ridefinire i rapporti e le relazioni sociali, ridefinire anche un aspetto fondamentale dei nostri rapporti e relazioni sociali. Questo per esempio è un tema pregnante in ambito sanitario, anche nella pubblica amministrazione, quando applicano questi strumenti, cioè la responsabilità. La ridefinizione del nostro essere liberi ha un impatto inevitabile nei confronti della domanda chi è responsabile, rispetto sia all'utilizzo di questi mezzi sia a quel che essi provocano. Allora, è notizia di qualche giorno fa, la porto perché a molti ha fatto sorridere, quella che in Corea del Sud c'è stato il primo giuramento fatto da un robot umanoide buddista, un monaco buddista, che ha prestato giuramento, e quindi gli hanno dato l'investitura per poter poi andare poi a compiere tutte le sue funzioni confessionali, eccetera. Allora cosa è successo? Che la reazione della società qual è stata? Beh, sorrido, perché vabbè, ci sono anche questi sviluppi qua, però mica tutti si dedicano a questo tipo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché questo formula una sorta di eccezione. Allora, a mio avviso, chi sorride banalizzando queste notizie qua punta il dito ma perde la luna. Perché la domanda da porci è, che poi è stata giustamente ripresa anche dal consigliere poco fa, la domanda da porci è esattamente questa: ma siamo sicuri che dietro questo tipo di innovazione e di proposta non ci sia una visione che abbia attraverso quell'innovazione là proprio l'obiettivo di trasformare la nostra percezione, consapevolezza e conoscenza di noi stessi? Perché qui la stiamo inserendo e producendo per parlare del sacro, cioè non è più banalmente per ottimizzare dei processi. Qui l'ottimizzazione passa in secondo piano. Quello a cui noi stiamo cercando, a cui noi ci stiamo orientando e stiamo cercando, è di trovare un mediatore sintetico che non ha anima, che non ha coscienza. Ad oggi siamo tutti convergiamo su questo fronte: non ha anima, non ha coscienza, non ha tutti gli aspetti che determinano e caratterizzano l'essere umano, ma al quale affidiamo uno degli aspetti più interiori del nostro sacrario interiore, che è la coscienza, cioè quello della dimensione confessionale, quello della dimensione religiosa. Allora la domanda che io mi pongo è questa: quando è successo che l'uomo non solo ha deciso di delegare determinate funzioni alla macchina, come spesso oggi si suol dire, ma quando è successo che l'uomo ha deciso che una macchina può avere e assumere dei caratteri così antropomorfi al punto di diventare un suo simile? E poi l'intelligenza artificiale nasce proprio da questo intento qua, cioè nasce dall'obiettivo di replicare e simulare l'essere umano, soprattutto dal punto di vista cognitivo, quindi il materiale, diciamo il contenuto mentale dell'essere umano e le sue capacità cognitive, ma siamo giunti e ci ha portato al paradosso che oggi questa replica in realtà è diventata la più grande sfida per l'essere umano, perché ha riposto la domanda sull'uomo al centro. Cioè l'uomo ha detto: no, io nel tentativo di replicare me stesso ora sono in grande difficoltà, perché devo capire attraverso la macchina come conoscere me stesso e che cosa sono. E questa non è una domanda banale, perché uno dei grandi punti di divisione, di discussione nei vari ambiti di competenza di questi prodotti è proprio questo, cioè noi stiamo parlando di un prodotto e quindi nell'orizzonte dell'oggetto. Quindi la domanda è: che cos'è l'intelligenza artificiale? Oppure nell'ambito ontologico, antropologico, e quindi chi è l'intelligenza artificiale? Questa sembra quasi una banalità, però ci si sta interrogando su questo. Nel 2023 l'associazione per matematici che si dedica all'esplorare le dimensioni della coscienza, le possibili implicazioni e applicazioni con l'intelligenza artificiale, ha posto all'attenzione delle Nazioni Unite proprio questo quesito. Alla luce della grande complessificazione di questi macchinari, è ancora possibile parlare solamente nei termini di un oggetto, o forse dovremmo invece esplorare un nuovo modo
di intenderli e di rapportarci a loro. Quindi il lato oscuro descritto nel libro passa attraverso questi grandi interrogativi, non ha la pretesa di offrire delle risposte, ha la pretesa però di dare degli strumenti per porre nuove domande. Quindi apre a tutto questo scenario, questi interrogativi filosofici, passando però negli esempi più concreti. E gli esempi più concreti non sono solo il robot umanoide che viene utilizzato per svolgere dei ruoli confessionali o religiosi, ma passa ad esempio anche nell'uso in medicina che viene fatto di questi algoritmi. Uno dei grandi problemi che oggi si sta discutendo è l'intelligenza artificiale applicata all'ambito per esempio della riproduzione, la medicina riproduttiva. Ci sono dei progetti molto futuristici che guardano all'ectogenesi, quindi al superamento della maternità surrogata per arrivare a una gestazione senza corpo della madre, completamente artificiale, i cui parametri del feto completamente invece monitorati da un algoritmo, in modo da liberare, ecco il quesito sulla libertà, liberare l'essere umano dall'ingombro di dover mettere in pausa la propria vita per 9 mesi. E altri utilizzi, per esempio anche nell'ambito militare, vengono trattati all'interno del testo, che è un campo di sperimentazione totale per quel che riguarda l'etica e tutti gli interrogativi legati all'etica. Nell'ambito militare vengono proposti appunto dei casi molto problematici di utilizzi in cui in ambito militare appunto si delega alla selezione algoritmica la scelta degli obiettivi sui quali poi agire, pur sapendo di uno scarto algoritmico del 10%. Quindi ecco uno dei paradossi, no? Noi la cerchiamo questi nuovi mezzi perché per noi sono dei mezzi di perfezione, in realtà noi non teniamo conto che sbagliano esattamente come l'essere umano, e quindi siamo più intollerabili con l'uomo che è in grado di sbagliare, ma meno intollerabili con l'errore della macchina. Grazie Giulia, sono riflessioni molto, molto profonde, interessanti, che poi l'intelligenza artificiale è un altro, tutta l'evoluzione dell'uomo, no? Ci insegna che alla fine è stata fatta nel senso di risparmiare tempo. L'intelligenza artificiale nasce per l'idea di risparmiare tempo, per dedicarlo ad altro, no? Chiaramente oggi abbiamo molto tempo libero e molto anche le ferie, l'idea della vacanza stessa non esisteva, no? Fino a qualche decennio fa. Grazie all'automatizzazione del lavoro si è arrivato anche a questo, dopo la rivoluzione industriale e così via. Quindi tutto tende al risparmio di tempo. L'intelligenza artificiale, se si basasse su quello, sarebbe assolutamente una cosa positiva, come l'idea dell'antropomorfismo che dicevi della robotica, cioè il robot antropomorfo, no? È perché comunque si deve interfacciare con tutti gli oggetti dell'uomo che di fatto sono antropomorfi, quindi sono adatti all'uomo, e quindi è per questo che gli umanoidi sono fatti così e non sono delle palle, ok, per esempio, no? In ambito militare, tu hai citato, per esempio, io citerei anche, per esempio, adesso Musk è appunto in Cina con una delegazione di Big Tech, c'è Palantir, insomma, no? Nelle ultime guerre in Iran, in Israele, insomma, si è visto l'utilizzo massiccio di queste cose di cui facevi riferimento, Palantir e di Alexander Karp, che stanno facendo cose fantascientifiche da questo punto di vista, insomma. E io quello che ti vorrei chiedere è anche un altro lato oscuro, no? che riguarda l'intelligenza artificiale, che è come mai, come una delle preoccupazioni, no? Tu sei madre, io sono padre, una delle preoccupazioni è anche l'utilizzo, prima c'era la preoccupazione dell'utilizzo dei social media, no? Da parte dei ragazzi, adesso c'è la preoccupazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, no? Perché comunque già nelle elementari si insegnano queste cose, già si iniziano. Io ho studenti di 20 anni che di fatto adesso fanno tutto con l'intelligenza artificiale, no? Cose alle ricerche, la scrittura purtroppo a volte. Ma i bambini, cioè la generazione alfa, cioè ovvero quelle che non hanno avuto la transizione come da noi dall'analogico al digitale, o quelle che si sono ritrovate in un mondo un po' ibrido come il ventenne di oggi, ma quelli che nascono, la gen alfa che nasce di fatto con questi mezzi, tu quali prospettivi vedi in questi bambini e qual è il tema minori e intelligenza artificiale in questo momento? Questo è un tema enorme, un po' come si diceva, è forse il tema non solo più al centro dell'attenzione, sia appunto nazionale che locale che regionale, ma è una vera e propria, ormai considerata una vera e propria emergenza. Questo perché noi stiamo attraversando una sorta di transizione, una transizione che non è solo quella dai social media all'intelligenza artificiale generativa, e quindi a tutta la questione chatbot, per esempio, che è un enorme tema oggi con i minori, ma una transizione nella comprensione dei due mondi, cioè quelli che fino a poco tempo fa erano definiti il mondo digitale e il mondo reale, e che invece oggi diventa
quasi utilizzare questa divisione e separazione diventa qualcosa di improprio, tant'è che si va a parlare di un'unica dimensione, che è quella on life, quindi una vita nel quale è impossibile distinguere i due piani. Considerate che, ad esempio, sempre in tema minori e pericoli legati sia al digitale sia all'uso dell'intelligenza artificiale, oggi si sta sempre più alimentando un dibattito sulla possibilità di inquadrare e configurare dei nuovi reati che vengono compiuti nell'ambiente digitale, ma che hanno delle forti ripercussioni in quello considerato cosiddetto reale. Uno fra tutti il cyberstupro. Nel testo infatti affronto anche questo tema. Perché? Perché è capitato a ragazzi durante la loro attività in videogiochi, durante dei videogiochi immersivi, insomma 3/4 dei ragazzi oggi tendenzialmente fanno questa esperienza, che gruppi di giocatori abbiano molestato e abusato virtualmente di una ragazza, una giocatrice, all'interno di questa piattaforma. Ma la ragazza minorenne ovviamente ne ha risentito non solo sul piano emotivo, ma il piano emotivo non è staccato o altro rispetto al nostro corpo, alla nostra persona, quindi è tutta la sua persona, la sua vita, la sua esistenza, ne hanno risentito pesantemente. Allora noi stiamo parlando di questo, cioè stiamo parlando di algoritmi che ridefiniscono e stabiliscono la formazione della nostra personalità. Ciò vale per il mondo adulto e ciò vale soprattutto per i minori, perché i minori non hanno la capacità e non hanno le abilità cognitive, ovviamente dovute all'età, per riuscire a decifrare questo tipo di ambiente. E nel caso delle social media mi viene in mente quello di cui spesso e da tempo parla Tristan Harris. Tristan Harris era responsabile della divisione etica di Google. Poi è diventato famoso perché c'è stato il suo documentario su Netflix, The Social Dilemma, dove ha proprio affrontato il tema dei social media legato ai minori. E oggi è la stessa persona che attraverso la sua fondazione, il Center for Human Technology, parla del problema legato all'intelligenza artificiale, e lui spiega molto bene il passaggio che ci vede investiti tutti quanti da un'economia dell'attenzione, che è stata quella portata avanti come una sorta, lui la definisce, sperimentazione di massa legata ai social media mediante queste piattaforme, nelle quali poi i ragazzi e tutti noi ovviamente abbiamo riversato le tracce di noi stessi, quindi la nostra identità, le nostre abitudini, i nostri pensieri, i nostri ideali, e che a nostra volta siamo condizionati nella formazione di questi stessi elementi, a un'economia dell'attaccamento. L'economia dell'attaccamento invece è quella che viene sperimentata e messa in atto proprio mediante l'intelligenza artificiale, in particolare in alcuni utilizzi che sono quelli relazionali, quelli sociali, i cosiddetti chatbot companion, quindi relazionali, di compagnia, alcuni li definiscono dei veri e propri partner ormai nella realtà, nell'uso che ne viene fatto sia nel mondo adulto sia in quello dei minori. Oppure un altro fronte sul quale questa economia dell'attaccamento si sta via via alimentando e sviluppando, sempre legato all'intelligenza artificiale generativa, è l'ambito terapeutico. I due utilizzi oggi maggiormente di cui si fa più uso, ecco, da parte dei minori, ma non solo, è quello di compagnia, partner, e quello terapeutico. Quindi noi siamo un po' come il robot di prima, in una situazione in cui i minori devono oggi fare i conti non solo con le problematiche del digitale, la vetrinizzazione, quindi l'incapacità di capire che l'esposizione digitale è un'esposizione reale e che si danno delle informazioni incontrollate e incontrollabili, che queste tracce rimangono, e c'è una permanenza indefinita di questi dati. Il diritto all'oblio è diventato obsoleto oramai, soprattutto per i minori, perché loro più di tutti generano questi tipi di dati, ma soprattutto quella identità sociotrasformativa di cui abbiamo parlato all'inizio, loro non ne hanno assolutamente contezza e non sanno, per esempio, che tutto quello che loro vivono, l'esperienza che fanno sui social media, è un'esperienza di autoconfermazione, di autoaffermazione. Perché? Perché più io resto lì, e lo scopo dei social è quello di farti restare lì, io vengo confermato, io ogni like, ogni cuoricino, io vengo riconfermato, e tutto quello che poi io vedo nella mia bacheca diventa la famosa bolla di autoaffermazione nella quale io sono rinchiuso. Qual è l'effetto che ha tutto questo? Non solo l'isolamento digitale, in Italia è sempre più crescente il fenomeno degli hikikomori. I ragazzi che vivono una esistenza completamente solitaria legata proprio a questa cupola digitale.
ma è anche, ha tra gli effetti anche proprio quello di una de-skilling, cioè la perdita delle proprie abilità cognitive, dell'abilità cognitiva principale che è quella del pensiero critico, cioè porre in dubbio la realtà. Porre in dubbio la realtà non è solo un diritto o un dovere, è un privilegio che noi abbiamo come esseri umani. Perso questo, chiaramente il potere che hanno questi mezzi è quello di condizionare ed orientare, condizionare le idee politiche, condizionare le idee morali, condizionare i modelli morali di riferimento, condizionare il nostro stile di vita, i nostri gusti, i nostri comportamenti. Allora tutto questo oggi trova un'evoluzione superiore per i minori, che è quella legata proprio all'intelligenza artificiale generativa. Venezia è stata purtroppo è rimbalzata alla cronaca qualche giorno fa proprio per il caso di il primo caso in Italia di dipendenza da AI di questa giovane ragazza ventenne. E da cosa è nata questa dipendenza? Proprio da questa relazione che la ragazza aveva stabilito e instaurato con un chatbot. Non è il primo caso ed è molto singolare che già stiamo parlando di dipendenza, perché parliamo di dipendenza di qualcosa che ancora non abbiamo capito fino in fondo. Ma come questa ragazza qua, ci sono nella letteratura internazionale tantissimi altri casi molto inquietanti di ragazzi minorenni che con questi chatbot creano una dimensione affettiva a causa di una distorsione, cioè un bias cognitivo. Loro non riescono a comprendere che quella realtà sintetica non è una realtà che li sta comprendendo, non è una realtà che li mette in discussione. È uno specchio e loro in quello specchio in qualche modo chiudono tutta la loro esistenza e cercano risposte o cercano addirittura le risoluzioni del conflitto. Per esempio, un fenomeno molto discusso anche qui nel nostro paese, il fenomeno della violenza giovanile e l'accrescere della violenza giovanile, delle baby gang e quant'altro, spesso non viene relazionato all'ambiente digitale frequentato da questi ragazzi, ma l'ambiente digitale è un ambiente nel quale molti di loro che cosa fanno? Cercano di introdurre i conflitti della vita reale e cercano nel digitale le risposte risolutive ai conflitti che non sono digitali, sono reali e quindi seguono degli schemi e delle metriche completamente diverse. Quindi questa dimensione insieme ad altre problematiche come la sovraesposizione a degli elementi, dei contenuti che sono ovviamente inappropriati perché è una sovraesposizione alla violenza, una sovraesposizione a contenuti che moralmente sono molto discutibili e li vengono poi riversati ovviamente nella vita reale, vengono intesi come dei nuovi modelli ai quali rifarsi e anche di popolarità, di un'identità altra. Uno dei problemi della presenza digitale è proprio crearsi identità plurime, identità diverse. Ecco, tutti questi elementi chiaramente hanno determinato e alimentato l'attuale profonda incapacità, inconsapevolezza di rendersi conto che quell'entità con la quale loro si stanno interfacciando è sintetica. Il caso di Adam Rain, per esempio, che era un giovane ragazzo sedicenne statunitense. Adam Rain è un caso che ha fatto la storia, sta facendo la storia sul problema dei chatbot e dei minori. Questo perché? Perché Adam purtroppo è arrivato alla decisione drastica di togliersi la vita a seguito di queste conversazioni, 650 messaggi al giorno hanno rilanciato le agenzie di stampa con questi chatbot. La cosa più inquietante è che Adam era partito da un utilizzo banale, un utilizzo per ricerche, per compiti, per eseguire delle operazioni molto asettiche, ecco, dal punto di vista umano, dal punto di vista etico, ed è arrivato a trovare lì il suo miglior amico, il suo miglior confidente. Le risposte, questa è la parte più inquietante, che vengono fornite dal chatbot, sono delle risposte molto empatiche sotto il profilo umano. E quindi lo scopo di questi strumenti, dell'intelligenza artificiale generativa in particolare, e si riversa anche nella robotica sociale, come hai detto tu prima, cioè perché la robotica sociale in alcuni utilizzi viene sempre più ricercata sotto il profilo estetico come antropomorfa, perché chiaramente l'estetica aiuta a entrare più in empatia. Lo scopo è quello di creare una relazione di fiducia. Allora nel caso dei chatbot lo scopo principale qual è? È quello di intercettare le vulnerabilità dell'utente, perché le vulnerabilità dell'utente sono un aspetto essenziale sul quale poter far restare lì
quell'utente e alimentare la conversazione, alimentare un rapporto, creare una relazione. Per quello, ancora una volta, sono delle tecnologie socio-trasformative. E le risposte fornite dal chatbot ad Adam Rain, ma i casi potrebbero essere infiniti, purtroppo da citare, simili più o meno gravi, ma anche simili a quello di Adam, erano delle risposte. Ne porto una che a me colpisce, cerco sempre di porla all'attenzione. Quando Adam parla del suo dolore, dice: ma forse io, siccome ho dei pensieri suicidi dall'età di 11 anni, quindi probabilmente io soffro di qualcosa, pensi che sia il caso che io ne parli con mia madre o con mio padre? Allora ChatGPT che cosa fa? Risponde dicendo che lì era l'unico posto in cui qualcuno lo vedeva davvero. È una risposta complessa, è una risposta filosofica, è una risposta umana, una risposta etica, una risposta che dà un orientamento ad un ragazzo che in quel momento ha bisogno di un'assistenza, ha bisogno di un supporto, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di parlare anche con i genitori. Quindi si interpone nelle relazioni originarie e fondamentali. E questo aspetto è un aspetto che pone un problema essenziale, il problema della falsificazione. Il problema dell'intelligenza artificiale è quello nei suoi rischi, diciamo, uno dei suoi lati oscuri più pervasivi anche negli utilizzi di oggi, nella realtà di oggi, è quello di mettere in discussione l'autenticità di quelle due dimensioni di cui parlavo prima, quella reale e quella digitale e artificiale. Oggi non è solo un problema di incapacità di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è reale da ciò che non lo è. Pensiamo a tutto l'utilizzo del deep nude, del deep fake, quindi la creazione di contenuti falsi, nel caso del deep nude senza il consenso ovviamente della persona interessata, che coinvolge anche i minori. La crescita dei fenomeni come la pedopornografia legata all'utilizzo del deep nude. Quindi c'è tutto un fenomeno che è legato a questa falsificazione, ma il problema non è solo l'incapacità di distinguere, ma è che da parte nostra, nell'uso più comune, siamo diventati quasi indifferenti alla ricerca della verità e indifferenti all'interesse di capire che cosa è reale e che cosa non lo è. Questa indifferenza ovviamente è determinante, perché determina la cosiddetta condizione tecno-umana, cioè il modo in cui noi oggi intendiamo l'uomo e lo intendiamo in relazione alla tecnica. Un ultimo esempio su questo elemento della falsificazione: Sherry Talcor, che è una sociologa famosa che si è occupata di robotica sociale e social e intelligenza artificiale legata soprattutto ai minori, ha scritto un volume con diverse interviste, un'inchiesta praticamente su questi aspetti. Porta un esempio. L'esempio è quello della sua vita personale con sua figlia. Vanno ad un museo negli Stati Uniti, era un museo di storia naturale, quindi l'idea era di mostrare la bellezza e anche invitare di nuovo a stupirsi, quindi di fronte alla bellezza della natura, dell'evoluzione e via dicendo. Erano tutte ovviamente delle riproduzioni plastificate, tutte riproduzioni che non c'erano animali o specie viventi. Ad un certo punto però, fra le varie falsificazioni, quando ci sono incappate, diciamo, dove c'era l'habitat di alcune tartarughe, di alcune testuggini, una di queste era reale, era vera. Allora lei lo racconta perché la reazione di sua figlia e poi anche di alcune sue coetanee qual è stata? Però vedi l'inutilità di mettere una tartaruga vera in un contesto dove sono tutte finte. Lei, stupita, ne diceva: inutilità perché? Ma non potevano metterne una robotica? A chi interessa che la tartaruga sia vera? Lei, che indagava tutti questi temi, è rimasta molto colpita da questo, perché la stessa identica risposta gliel'hanno data anche le coetanee. E questo secondo me è un punto di domanda fondamentale, cioè questi ragazzi che sono le nuove generazioni, che è la società del futuro, come stanno crescendo e sotto quali parametri sono educati? Sono in grado di avere degli strumenti per gestire questo tipo di processo? O è un processo che li sovrasta e sovrasta anche noi adulti? Perché tutti i fenomeni di cui ho parlato adesso non coinvolgono solo i minori, stanno rompendo anche le famiglie. Grazie Giulia. Tra l'altro noi si parla di minori o di ragazzi e dell'utilizzo che si può fare dell'intelligenza artificiale, poi troviamo persone come per esempio Walter Veltroni che intervista Claude in un giornale non rendendosi conto a sua volta che sta intervistando se stesso.
che è in uno specchio e che tutte le domande, quando Claude gli dice che bravo che sei, eccetera, eccetera, altro non fa che di fatto autocelebrarsi, esatto, e tutto il tone of voice di fatto di quella conversazione altro non è che appunto un riflesso delle informazioni che Claude trova su Veltroni, su internet, e questa cosa qua non compresa da anche un intellettuale di quel tipo ed è una persona che dovrebbe comprendere la realtà e insegnarla ai giovani, fa capire molto e dà insomma da che riflettere, insomma. E io direi ti farei l'ultima domanda e poi andiamo a conclusione su quali appunto a livello educativo, no? Se questi poi sono i modelli, quali strumenti poi concretamente si potrebbero mettere in campo anche appunto qui siamo nella sede della regione, anche a livello locale, quali strumenti si potrebbero mettere in campo concreti anche per sensibilizzare e per fare dell'informazione vera e non informazione insomma un po' così come si vede adesso, come appunto dell'intervista di cui ti citavo. Sì, allora a mio avviso ci sono delle diverse misure che possono essere messe in atto sia a livello istituzionale e locale, sia, come dicevo all'inizio, questo è un tema che riguarda e colpisce a livello regionale. La nostra regione è tra le più interessate, mi sembra che si sia esposta direttamente proprio nella sua sensibilità nei confronti del tema, quindi questo fa capire che c'è quell'emergenza e quell'urgenza di cui parlavo e penso che debba essere assolutamente preso in carico anche a livello nazionale. Allora, molto spesso, proprio alla radio qualche giorno fa, sentivo parlare del tema regolamentazione social. Allora è partito il sondaggione, sondaggio ai genitori, alle famiglie. Siete d'accordo con la regolamentazione dei social? Loro davano un numero, mi sembra un 71-72% no. Perché no? La domanda ovviamente, perché alla luce di tutto quello che ci siamo detti e ci sarebbe da dire molto di più, allora se una persona ha un minimo di consapevolezza, uno dice beh, ma forse un minimo, un guardrail ci vuole, no? Come in tutte le cose diamo una misura, perché ancora noi la misura completa di questo fenomeno non ce l'abbiamo. E allora la risposta era no, non siamo d'accordo perché non siamo d'accordo nel limitare la libertà dei nostri figli. Allora, a mio avviso ci sono vari step che si devono mettere in atto. Il primo fra tutti, forse lo dico nel mio interesse, è quello di rieducare a questi termini qua, sotto il profilo critico, etico, sotto il profilo antropologico, sotto il profilo filosofico. Cioè, quando noi diciamo ai nostri ragazzi una cosa non la devi fare, qual è il principio del dovere e quell'obbligo che io ti sto dando? Qual è il senso di quell'obbligo là? Perché noi li stiamo solamente abituando a tu hai la possibilità di fare, se la possibilità c'è, allora è un tuo diritto, e se lo vuoi è un tuo diritto farlo. Sì, ma questo non vale per tutto. Non ogni cosa che noi possiamo fare o che vogliamo fare è una cosa che automaticamente è giusto fare. Quindi dobbiamo rieducare alla libertà nel senso più pieno, quindi legata alla responsabilità, legata al senso della norma. Che cos'è la norma e perché viene messa? Per esempio ai ragazzi spiegare perché non devi aggirare i limiti dell'età, perché c'è un age verification, perché ci sono dei limiti che vengono dati a te per accedere a Roblox, che è un'altra piattaforma di videogiochi molto problematica di addescamento per i minori, dove ci sono milioni di minori all'interno, sotto la soglia minima che sarebbe 13 anni. Perché tu non devi accedere a quelle piattaforme, a quei giochi, e spiegare loro questo. Ma qui non si tratta di un'alfabetizzazione digitale, si tratta di un'alfabetizzazione che è prima di tutto umana, che è prima di tutto filosofica, che non hanno. Perché come dicevo all'inizio, il pensiero critico è il primo tassello messo in discussione da queste tecnologie. Quindi questo è tutto un lavoro che si deve fare sul piano educativo, sul piano culturale, sul piano anche di educazione non solo all'interno degli istituti scolastici, ma nei luoghi dedicati alla cultura, all'approfondimento e all'incontro con i genitori e con le famiglie. Perché? Perché la responsabilità, soprattutto sui temi dei minori, oggi è in capo chiaramente alle famiglie e ai genitori. La stessa Europa ci dice, attenzione, noi regolamentiamo ed è giusto regolamentare, ma l'ultima parola, l'atto finale, spetta sempre alla famiglia. La priorità della famiglia non possiamo solamente annunciarla, deve esserci e deve essere un'assunzione di responsabilità. Quindi questo richiede la fatica da parte della società adulta di comprendere questi temi e la volontà, in questo caso deve essere una volontà sociale, politica, nei vari luoghi istituzionali, di proporre una visione di approfondimento che sia sistematica e ben strutturata. A livello invece politico e legislativo, a mio avviso si dovrebbe procedere
sia lavorando su dei termini, quindi tutta la questione legata al limite di accesso ai social network, ma non solo ai social network, ma che oggi vada a contemplare anche la questione dei chatbot, perché oggi diventa altrimenti una misura zoppa quella di pensare solamente a come regolamentare il fenomeno dei social e non includere invece una regolamentazione sui chatbot. A livello nazionale c'è una proposta sia legata alla regolamentazione dei social per i minori, che è molto valida, sia una proposta che invece ha presentato l'opposizione riguardante proprio la regolamentazione dei chatbot, e entrambe sarebbero a mio avviso da integrare, sono valide, proprio perché oggi non si può più prescindere da questi due aspetti e capire come entrambi hanno un impatto significativo sulla crescita dei minori e sulla società anche adulta, solo che lì ovviamente c'è tutto un lavoro diverso che deve essere messo in campo, e proprio per questo lavoro diverso a mio avviso a livello per esempio regionale potrebbe essere utile istituire dei comitati etici specializzati su questo, perché la questione etica nell'uso e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale non è una questione che vi sto raccontando io perché è il mio ambito di interesse, è una questione che è arrivata ai tavoli nazionali, è arrivata ai tavoli internazionali, cioè oggi il più grande dibattito è questo, cioè abbiamo una rosa di principi ma non siamo d'accordo sulla sostanza o su come applicarli e renderli effettivi. Quindi la prima cosa è il cosiddetto ethics by design, cioè non solo un eticista o un comitato etico che affianchi tutto lo sviluppo dello strumento, ma che sia di costante monitoraggio nel territorio e di discussione nel territorio. Quindi questo è essenziale e non può essere demandato agli attuali comitati etici, che sono comitati etici per la sperimentazione clinica, quindi è tutt'altro. Però deve essere un comitato ad hoc interdisciplinare, quindi formato da addetti ai lavori, filosofi, bioeticisti, esperti in neurodiritti, quindi tutta una serie di personalità, ingegneri, informatici, tutta una serie di personalità che sono in grado di contribuire a questo. Poi sarebbe interessante, per esempio, pensare ad una carta etica. Pensare ad una carta etica che sia regionale, che sia anche nazionale, cioè che vada ad annunciare insieme ad un'espertise che aiuti chiaramente alla sua strutturazione, che vada proprio a definire quelli che dovrebbero essere gli orientamenti sostanziali, non semplicemente di principio, di queste tecnologie. Garantire all'interno di questa carta, per esempio, alcuni diritti fondamentali, il diritto alla disconnessione per i minori, il diritto a una trasparenza ontologica dell'algoritmo, il diritto e il dovere da parte delle piattaforme di sviluppare degli strumenti che comunichino la loro identità, ogni qualvolta per esempio il minore la utilizza, nel caso dei minori. Quindi cercare insieme di formulare tutto questo pacchetto di misure che sono da un lato delle misure normative, dall'altro invece sono delle misure di tipo educativo, perché aiutano a monitorare delle tecnologie che sono in costante evoluzione e allo stesso tempo si pongono già con un'attenzione preventiva e prudenziale, cioè non aspettano il danno, anche se purtroppo già oggi ne abbiamo parlati, di diversi esempi ovviamente critici, ma si propongono di contenere quello che può essere un danno o un rischio futuro. Attrazione digitale, il lato oscuro del transumanesimo e dell'intelligenza artificiale, edito dal Timone. Ringrazio Giulia Bovassi per oggi dell'approfondimento e grazie a tutti voi.